Notte da incubo per una 95enne e il figlio 70enne a Cavarzere. 3 banditi dell'est li aggrediscono in casa per rapinarli. L'uomo cerca di reagire e viene ferito dai malviventi. Caccia ai responsabili. 2 truffatori seriali arrestati dai carabinieri di Bassano del Grappa hanno raggirato decine di anziani per un bottino di oltre 100.000 euro. Morta all'ospedale civile di Venezia una 37enne filippina che lavorava in un ristorante. La donna era stata ricoverata per tubercolosi, profilassi per tutti coloro che erano stati a contatto con lei. Si accascia al suolo improvvisamente e muore. Tragedia a Fara di Soligo nel Trevigiano, ragazza di appena 21 anni stroncata da aneurisma. Politica a Roma, stamane l'insediamento ufficiale del nuovo Parlamento, ma è ancora stallo sulle nomine dei presidenti di Camera e Senato, con i veneti Fraccaro e Casellati alla finestra. È accusato di aver drogato e violentato 5 donne in cura nel reparto di neurologia di Padova. Infermiere 43enne condannato a 12 anni e 2 mesi di carcere. Canna fumaria difettosa, mamma e figlio di 1 anno gravemente intossicati a Mel nel Bellunese, salvati da morte certa grazie all'intervento tempestivo di Vigili del Fuoco e Carabinieri. Regalare il pane invenduto a fine giornata a chi ne ha bisogno, l'idea solidale parte da Mogliano, un panificio ha già aderito all'iniziativa per la settimana di Pasqua. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno, ben trovati. La prima edizione dei nostri telegiornali c'è un'ampia pagina di cronaca in apertura e iniziamo dalla notte da incubo vissuta da una donna di 95 anni e il figlio 70enne che abitano a Cavarzere, sorpresi da banditi che li hanno aggrediti e rapinati. Ovviamente caccia adesso ai responsabili da parte dei carabinieri. Ovviamente c'è molta paura in paese. Ci colleghiamo allora per raccontarci i dettagli di questa terribile vicenda con la nostra Ilaria Marchiori. Ilaria. Buongiorno da Cavarzere, dove nella notte tra martedì e mercoledì c'è stata un'altra rapina, un'altra aggressione a danno di anziani. È stata mezz'ora di fuoco, tenevano la pistola puntata alla tempia di mia madre che ha 95 anni e ora la notte non dorme più. Ancora non si è ripreso il signor Mario, un 70enne di Cavarzere appunto, che nella notte tra martedì e mercoledì ha subito questa violenta rapina nella sua abitazione di Giare Inferiori a 2 passi dall'Adige. Un trio di banditi che con ogni probabilità sono originari dell'Est Europa l'ha picchiato a sangue, ha raccontato l'uomo minacciandolo di morte con la pistola e così verso l'anziana madre che si trovava a letto. Erano già venuti venerdì scorso, ha dichiarato la vittima, avevano rotto il vetro di una finestra ma mia madre si era svegliata, aveva iniziato ad urlare e dopo la rapina i carabinieri hanno raccolto la traccia, con una pista ematica che potrebbe rivelarsi importante per le indagini dopo il fatto di martedì notte. Era mezzanotte e mezza, continua ancora la vittima, abbiamo sentito colpi fortissimi alla porta d'ingresso, sembrava un terremoto, erano loro che entravano usando un piede di porco. Uno dei banditi poi ha sussurrato al 70enne di stare calmo, ma lo sai quanti siamo? Gli ha detto siamo in 5, comportati bene. A quel punto il malcapitato è stato trascinato nella sua camera da letto, lui ha cercato di chiudersi e di scappare ma è stato tutto inutile e una volta che i banditi se ne sono andati lui è uscito dalla finestra della sua camera da letto per evitare di trovarseli ancora davanti. Ho visto rientrare l'auto del vicino, ho superato la recinzione, mi sono anche ferito un dito al piede. Mi hanno detto che ero pieno di sangue, hanno chiamato i carabinieri e l'ambulanza, spero li prendano. Per il momento da Cavarzere è tutto, vi forniremo ulteriori aggiornamenti nelle edizioni serali dei nostri telegiornali. Grazie a Ilaria Marchiori. Ancora anziani nel mirino, stavolta però per truffe, per giri, per un bottino complessivo di oltre 100.000 euro. I responsabili sono stati arrestati dai carabinieri di Bassano del Grappa. Ci aggiorna Paola Gazzola al telefono. Buongiorno da Vicenza. 2 sono i campani arrestati dai carabinieri di Bassano del Grappa per una serie di truffe ad anziani di tutta Italia che hanno portato ad un bottino di oltre 100.000 euro e sarebbero più di 30 i casi di cui i militari dell'Arma si sarebbero occupati e che avrebbero visto i 2 indagati agire con la tecnica famosa dei falsi avvocati su casi di incidenti stradali che vedevano il coinvolgimento di parenti delle vittime truffate un po' in tutto il Veneto, non solo a Vicenza ma anche poi nelle Marche, in Lombardia, Emilia Romagna e pare anche in altre regioni. Tutto avvenuto tra l'ottobre 2017 e oggi.
Uno degli indagati è stato peraltro bloccato in Puglia mentre stava già mettendo a segno un altro colpo sempre nei confronti di una coppia d'anziani. L'indagine è iniziata lo scorso anno dopo che l'Arma proprio di Bassano del Grappa aveva ricevuto varie denunce da anziani della zona. Per il momento da Vicenza è tutto, naturalmente altri dettagli anche curiosi nelle prossime edizioni dei nostri notiziari. A te la linea. Grazie a Paola Gazziola. Tommaso Stoppa invece da Venezia ci riferisce della vicenda di una 37enne che lavorava come cameriera a Venezia e che è morta, deceduta all'ospedale civile di Venezia per tubercolosi, e quindi è stata avviata ovviamente la profilassi come di consueto in queste situazioni. Tommaso. Sì, buongiorno da Venezia. L'ULSS 3 Serenissima ha attivato tutte le procedure di controllo e profilassi per un caso purtroppo mortale di tubercolosi avvenuto nelle scorse ore. La vittima è una donna di 37 anni, filippina, che lavorava come cameriera in un ristorante a Venezia insieme al marito. Da dicembre aveva iniziato a sentirsi male, da principio con una forte tosse, era stata presa in carico dall'ospedale civile di Venezia, ma era già troppo tardi purtroppo per salvarla. Tutti i controlli sono stati avviati, dunque su chi è entrato in contatto con questa persona dall'ULSS ricordano che perché questa terribile malattia, la diagnosi esatta è sepsi da enterococco, sia contagiosa, servono però contatti approfonditi, non bastano contatti episodici. Ieri si è svolto il funerale di questa 37enne, il ristorante dove lavorava è rimasto chiuso, tutti i colleghi hanno partecipato alle esequie e espresso le loro condoglianze al marito. La donna, a quanto si apprende, non era stata di recente nel suo paese, ma potrebbe anche aver contratto questo virus in un passato molto remoto, perché si tratta di una malattia che può rimanere latente anche per anni. All'ospedale civile di Venezia invitano naturalmente a non farsi prendere dal panico, si tratta di casi comunque molto rari che non dovrebbero avere conseguenze. Ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Da Venezia è tutto. Grazie anche a Tommaso Stoppa. Un'altra morte improvvisa invece nel Trevigiano, a Fare di Soligo, una ragazza di appena 21 anni. È shock ovviamente nel paese. Grazie a tutti per la vostra solidarietà, non ho parole. Poche righe per ringraziare tutti coloro che in queste ultime ore si sono stretti intorno a lui, alla moglie e al figlio. È il post pubblicato sulla sua pagina Facebook da Giorgio Gumirato, papà di Jasmine, la 21enne di Fara di Soligo, morta ieri all'ospedale di Conegliano per un aneurisma. La giovane studentessa si era sentita male mercoledì. Proprio il padre aveva avvertito un tonfo provenire dal bagno. Aveva trovato la sua Jasmine svenuta a terra. Immediata la chiamata ai soccorsi e il ricovero in ospedale. Ma nonostante le cure dei medici, purtroppo per la ragazza non c'è stato nulla da fare e il suo cuore ha smesso di battere ieri pomeriggio. Un dolore atroce che si è abbattuto sulla famiglia della studentessa e sul fidanzato e che in poco tempo ha travolto come uno tsunami la comunità di Col San Martino, dove la 21enne viveva. Tanti messaggi pubblicati dagli amici sulla pagina Facebook di Jasmine. Resterai sempre nel nostro cuore e ancora rimarrai sempre nel mio cuore, eri una persona fantastica e solare, ora con quel tuo sorriso illumina il cielo. E poi ci siamo conosciute a scuola e anche se ci eravamo allontanate, quando mi vedevi mi salutavi sempre con un bel sorriso. Come diceva Baden-Powell, guida da te la tua canoa. Un abbraccio a te, Gumirato Jasmine, che ci guardi da lassù. Solo per citarne alcuni. Nelle prossime ore verrà fissata la data dei funerali. Adesso lasciamo per un attimo la cronaca e parliamo della politica. Ci spostiamo nella capitale, a Roma. Come sapete, questa mattina è iniziata ufficialmente la 18ª legislatura, si è insediato dunque il nuovo Parlamento, uscito dal voto del 4 marzo, quindi a Palazzo Madama e a Montecitorio l'insediamento delle nuove Camere. Resta però lo stallo sulla nomina dei presidenti di Senato e Camera. Abbiamo raccontato in questi giorni il contrasto
soprattutto per quanto riguarda il Senato, con il Movimento 5 Stelle che pone il veto su Romani, che vediamo adesso inquadrato insieme a Bossi nell'aula del Senato. Paolo Romani non è gradito al Movimento 5 Stelle, ha posto il veto sulla figura di Romani e quindi questo ha fatto saltare un po' la trattativa. A inaugurare la seduta a Palazzo Madama, come vedete, è stato Giorgio Napolitano, che peraltro nel suo discorso si è soffermato a commentare i risultati delle ultime consultazioni, parlando di un vero e proprio spartiacque, quello del voto del 4 marzo, mentre a inaugurare la seduta a Montecitorio è stato il presidente provvisorio della Camera, Roberto Giachetti. Come dicevamo, lo stallo sui presidenti delle Camere, con i veneti alla finestra. Ovviamente tutti i parlamentari veneti eletti oggi sono a Roma, alla Camera e al Senato, per l'insediamento. Due in particolare attendono di capire che succederà, e cioè Riccardo Fraccaro del Movimento 5 Stelle, trevigiano d'origine ma trentino d'adozione, che è uno dei nomi più accreditati per la presidenza della Camera, e Maria Elisabetta Casellati di Forza Italia. Tutto però è da rivedere, perché le trattative, quanto pare, sono ripartite da zero, e in queste ore il voto, a quanto pare il voto sulla presidenza della Camera e del Senato sarà con molte schede bianche. Staremo a vedere e vi aggiorneremo nelle prossime ore. Adesso di nuovo la cronaca giudiziaria, con l'infermiere 43enne accusato di aver violentato almeno 5 pazienti dell'ospedale di Padova, che è stato condannato dal tribunale. Aveva drogato e violentato 5 donne in cura nel reparto di neurologia di Padova. Era finito in carcere a gennaio dello scorso anno, sorpreso mentre tentava l'ennesima violenza. Un 43enne di origini romene è stato condannato a 12 anni e 2 mesi di carcere e a un risarcimento di 3.882 euro a favore dell'ospedale. L'infermiere in aula si è scusato con le vittime, ha ammesso le sue responsabilità e ha anche chiesto di poter essere aiutato. Il risarcimento alle vittime verrà stabilito nel processo civile. Dopo una prima denuncia del 2016 di una ricoverata nel reparto di neurologia, sono state installate le telecamere che hanno ripreso l'uomo iniettare una sostanza per intontire le pazienti. Dalle indagini è emerso che le vittime dell'infermiere sarebbero almeno 7, 4 quelle che hanno subito violenza sessuale. Ancora la cronaca giudiziaria, sempre per quanto riguarda le molestie, in questo caso a 2 commesse. Parliamo di un ex direttore di un grande magazzino che adesso è a processo a Treviso. Sarà il prossimo 11 dicembre la prima udienza del processo nei confronti dell'ex direttore di un grande magazzino accusato di violenze sessuali e molestie nei confronti di 2 commesse. I fatti risalgono a qualche anno fa, quando l'uomo, un 50enne assunto nel negozio, avrebbe iniziato ad avere attenzioni particolari nei confronti delle 2 dipendenti. Abbracci, baci, sfioramenti che con il passare del tempo sarebbero diventati sempre più insistenti e non ricambiati dalle donne. Queste ultime, stanche di subire tutto questo, si sono rivolte ai carabinieri, dove hanno sporto denuncia. Sono iniziate le indagini che hanno portato l'azienda a licenziare il direttore, che ieri è stato rinviato a giudizio. A dicembre, nella prima udienza, l'uomo ha intenzione di respingere ogni accusa e di ribadire al giudice la sua posizione. Tragedia sfiorata la scorsa notte a Mel, siamo nel Bellunese, dove una mamma di 48 anni e il figlioletto di 1 anno sono stati salvati dai vigili del fuoco e dai carabinieri. A dare l'allarme infatti 2 militari che durante un normale controllo del territorio transitando per via Tempietto hanno avvertito un forte odore di fumo misto a gas. A quel punto hanno chiesto l'intervento dei pompieri, che grazie a una particolare attrezzatura sono riusciti a risalire alla fonte del fumo causato dal malfunzionamento della canna fumaria, che nel frattempo aveva invaso l'appartamento in cui madre e figlio dormivano. I 2 rimasti intossicati dal monossido di carbonio sono stati trasportati all'ospedale di Feltre. Anche 2 carabinieri che hanno dato l'allarme sono stati sottoposti ad accertamenti. In ogni caso madre e figlio sono in condizioni serie ma non sono in pericolo di vita, e questo grazie al tempestivo intervento di carabinieri e vigili del fuoco. Vigili del fuoco ancora in azione la scorsa notte, ma siamo a Parona, parliamo di Verona. Questa notte un incendio scoppiato nel negozio di materassi di Piazza della Vittoria, per causa ancora via di accertamento. Le fiamme sono divampate all'interno del locale attorno alle 21:30, subito sono stati chiamati i vigili del fuoco, sul posto è intervenuta anche una volante della questura. Due mezzi dei vigili del fuoco e 7 uomini che hanno domato le fiamme impedendo che si propagassero al resto dell'edificio. Nessuno
fortunatamente è rimasto ferito. Operazioni di spegnimento durate fino a mezzanotte. Il fuoco ha danneggiato, come vediamo, il solaio e l'abitazione sopra il negozio è stata dichiarata ovviamente inagibile. Allora torniamo a parlare a Padova del delitto di Isabella 90, perché arriva un risarcimento per la madre di Isabella. Ofelia Rampazzo, l'85enne madre di Isabella 90, la donna uccisa la notte tra il 15 e il 16 gennaio del 2016, ha ricevuto un risarcimento di 124.000 euro. Il sostituto procuratore Giorgio Falcone, titolare delle indagini sull'omicidio, ha ottenuto il dissequestro e la consegna alla donna della cifra, trovata in casa in uno scatolone non suo da Giuseppe Verde, l'ex maresciallo dei Carabinieri ed ex compagno di Deborah Sorgato, poi condannata assieme al fratello Freddy e Emanuela Cacco per il delitto. Parliamo adesso di bollette dell'energia elettrica. Ieri l'appello lanciato dal presidente di Ascotrade, Stefano Busolin, un appello ai parlamentari neoeletti perché rivedano la legge che risale al governo Monti, che prevede che il buco creato dagli evasori dell'energia elettrica venga sanato dagli utenti in regola con le bollette. Io chiedo al nuovo Parlamento, chiedo ai parlamentari, e invierò una lettera ai parlamentari del Veneto nei prossimi giorni per sensibilizzarli su questo problema, perché va cambiata questa legge. La legge 34, fatta dal governo Monti 2012, che dice al comma 3 sostanzialmente che in caso di queste voragini, da chi vengono pagate? Da noi. Il presidente di Ascotrade, Busolin, fa riferimento al buco stimato in circa 300.000 euro creato dagli evasori energetici, dagli utenti morosi, dai quali alcune società fornitrici di energia elettrica non sono riuscite a riscuotere quanto dovuto. Ammanco che ora dovranno pagare i clienti virtuosi. Una beffa per la quale Stefano Busolin chiede che venga trovata una soluzione da chi domani entrerà in Parlamento, perché il costo delle bollette pesa sul bilancio familiare, soprattutto per quei nuclei più in difficoltà per i quali viene rinnovato per il 9° anno consecutivo il progetto solidale Amici tra Ascotrade e sindacati per uno sconto del gas. Abbiamo aggiustato anche l'ISEE quest'anno, lo proponiamo con un reddito ISEE di 18.000 euro con uno sconto di 15 centesimi, stiamo parlando della bolletta del gas, con un risparmio su un consumo medio di 1.400 metri cubi anno superiore ai 200 euro. In aiuto alle famiglie e nel territorio, perché poi queste risorse ovviamente in tasca alle famiglie vengono rispese ancora nel territorio, per cui hanno una doppia valenza. Oltre 60.000 le famiglie venete aiutate in questi anni con la campagna Amici, in media 8-10.000 all'anno. Nella provincia di Treviso sono circa 8.000 le famiglie che hanno chiesto il bonus. Questo dimostra come andiamo a rispondere a un bisogno reale. Le persone chiaramente cercano la possibilità di risparmiare delle risorse anche importanti. Dunque, nonostante i timidi segnali di ripresa, le famiglie venete hanno ancora bisogno di sostegno, ma arriva un dato confortante che riguarda le richieste di rateizzazione delle bollette, per la prima volta dopo anni in calo. C'è stato un calo tra il 2016 e il 2017 di circa il 25%, quindi da poco più di 6.000 a poco più di 4.000 richieste. Un importante restauro a Padova, ma anche un'iniziativa solidale a Mogliano, nel Trevigiano. Ne parliamo fra poco, dopo la pubblicità. Rieccoci in studio in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Andiamo a Padova, restituito alla città l'oratorio di San Michele, al suo interno un ciclo di affreschi del pittore di scuola giottesca Jacopo da Verona, inseriti nella candidatura all'UNESCO di Padova come Urbs Picta del Medioevo. Risplende di aura quasi divina questo affresco dell'arcangelo Michele Psicopompo nella sua funzione di pesare le anime, buone e cattive, e accompagnarle nel viaggio ultraterreno. È l'immagine che accoglie il visitatore, che può dopo tempo immemore tornare ad ammirare l'antico oratorio a lui dedicato nella città del Santo. 18 mesi sono durati i restauri di questo tempietto cristiano, che ritorna alle origini con il ripristino dell'antico ingresso dalla porta della chiesa preesistente. Padova riscopre un suo gioiello. Qui siamo nella vecchia chiesa di San Michele Arcangelo, ahimè distrutta nel 1815, ma venne salvato il piccolo oratorio di San Michele. È l'ultimo, Jacopo da Verona lo affrescò nel 1397 e guarda caso su committenza di chi? Di Pietro de Bovi, cugino di Bartolomeo Pietro Bonaventura de Bovi, che era chi? L'ufficiale della zecca dei Carraresi. Un dialogo antico, ricucito in mesi di paziente lavoro tra l'oratorio di
San Michele e i signori da Carrara, che qui sono ritratti, Francesco il Vecchio, il giovane, che lo affidarono a Jacopo da Verona, ultimo testimone della scuola giottesca a Padova. Viene chiamato dai committenti a realizzare questo scrigno e ovviamente dialoga con Giotto e la Cappella degli Scrovegni. Stiamo incrementando le potenzialità e la qualità dell'offerta turistico-culturale della nostra città. Una sorta di suggello al percorso di 8 monumenti che candidano Padova a diventare Urbs Picta dell'UNESCO. La città accoglie nella sua integrità, nella sua globalità il visitatore colto e credetemi, il turismo culturale in questi anni è l'unica voce positiva del PIL italiano. A Mogliano Veneto adesso con l'iniziativa solidale di un panificio per la settimana di Pasqua, con la speranza che altri negozi si aggreghino, regalare il pane a chi ne ha bisogno. Ottima direi, è giusto perché c'è tanta gente che ha bisogno, quindi trovo che sia una cosa ben fatta. Diciamo. Un pensiero per chi non ha possibilità, perché si trova in difficoltà anche a pagare un pezzo di pane. Diana Ariella ha raccolto una sfida e ora la speranza è che molti la seguano e non solo nel suo settore. Sacchetti di pane invenduto da regalare a fine giornata. Dal 26 marzo in forma sperimentale per la settimana di Pasqua e poi si vedrà. Nasce tutto da un moto spontaneo su Facebook nella pagina 6 di Mogliano Veneto Se. Qualcuno posta la foto di un'iniziativa analoga in Italia e la scommessa è perché non farlo anche da noi. E così parte il motore solidale in fretta e il panificio Diana risponde subito all'appello. D'altronde una cosa simile già la stava facendo, vendendo al prezzo ribassato di €1 il pane non venduto. Stavolta però si va oltre. Quello della giornata, quello che avanza a fine giornata, noi facciamo dei sacchetti e li mettiamo fuori. Chi già lo sapeva è venuto per tutto questo tempo a €1, sempre verso l'orario di chiusura. E adesso magari se qualcun altro lo sa, insomma sa che li mettiamo fuori e a chi serve, insomma, sa che è lì. L'invenduto per me è fine giornata, comunque va buttato, se va a buon rendere bene, insomma, se va bene a qualcuno bene. E il plauso dei moglianesi è immediato. Per me sì, è una bellissima iniziativa. Penso che sia una cosa sicuramente da tenere in considerazione, anzi dovrebbe prendere esempio un po' tutti. Si parte il 26 marzo dunque aspettando che altri la seguano e con l'amara consapevolezza che iniziative del genere siano sempre più necessarie. La situazione non è delle migliori, quindi io credo che avranno la coda al pomeriggio, purtroppo. Ieri era la giornata mondiale dedicata all'acqua e a San Donà di Piave si è colta l'occasione per presentare il Festival della Bonifica che si terrà a maggio. Ricordare nella giornata mondiale dell'acqua la bonifica dei nostri territori con spettacoli, musica, mostre e convegni dedicati. Tutto questo è il Festival della Bonifica che si terrà a San Donà dal 24 al 27 maggio prossimi, un evento per ricordare quanto l'intervento dell'uomo in queste zone sia stato il futuro possibile di tante comunità. La bonifica dei terreni dalle acque e la bonifica anche delle persone. Non tanto nella qualità delle persone stesse, perché c'era già una grande qualità, una disponibilità al lavoro, ma soprattutto di questi territori che dovevano essere messi nelle condizioni di ospitare civilmente le persone e quindi con la costruzione nelle bonifiche di strade, acquedotti, case, chiese per il culto e quindi dare delle condizioni minime di sopravvivenza dignitosa a questi uomini e a queste persone che poi hanno messo a coltivazione di questi grandi territori bonificati. Ecco perché il festival è intitolato anche Terre Evolute, oggi zone di riferimento per l'agricoltura del Veneto orientale. Realizzato in collaborazione con Coldiretti, CIA e Confagricoltura, Terre Evolute Festival della Bonifica tratterà tematiche legate al territorio e al paesaggio, al rapporto tra uomo e ambiente, alla storia e alle attività produttive a partire dall'agricoltura. Patrizio Roversi, Antonio Pennacchi, Mario Tozzi, Massimo Cirri, Luca Mercalli e la banda Osiris sono solo alcuni dei nomi che affollano il cartellone degli spettacoli rivolti al grande pubblico, tutti gratuiti. Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento con ore 13, fra pochissimo dopo di noi si parla di denti e patologie, quali le cure migliori, quindi parliamo di sanità. Ospiti in studio di Daniela Grignagnin sono il dottor Claudio Barchitta, chirurgo implantologo, e Gabriella Smaniotto, paziente, quindi ci può raccontare la sua esperienza. Questa sera, 20:10, la politica in primo piano, uno sguardo ovviamente a quello che accade a Roma e uno sguardo
a quello che accadrà a Treviso fra pochi mesi con le amministrative. Ospite in studio c'è Domenico Lo Sapio, candidato sindaco di Treviso con il Movimento 5 Stelle. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Sempre bel tempo sul Triveneto, ci attende una giornata caratterizzata dal sole. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 23 marzo. Sul Veneto ampio soleggiamento un po' su tutti i settori, il cielo infatti si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, tuttavia con locali e innocui addensamenti. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra -2 e 1 grado, valori massimi che risulteranno essere in aumento e compresi dunque tra 9 e 12 gradi. Situazione del tutto simile sul Friuli Venezia Giulia, tanto sole con cielo sereno nella prima parte della giornata, più nubi ma senza conseguenze col passare delle ore. Temperature minime tra -2 e 0 gradi, massime comprese tra 10 e 11 gradi circa. Bel tempo anche sul Trentino Alto Adige, ampio soleggiamento al massimo con poche nubi sparse qua e là. Temperature minime tra 3 e 4 gradi, massime invece in aumento intorno ai 14 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.